Clima teso dopo la conferenza dei servizi convocata mercoledì dai dirigenti comunali con il soprintendente. A distanza di 2 anni dal bando vinto dalla società, l'iter deve ancora essere completato e ci vorrà ancora del tempo per capire dove e quando saranno posizionati a Venezia i 20 bagni pubblici mimetizzati da edicole. Da tempo si parla di sistemarli in luoghi come Campo Manin, Campo San Vio, davanti ad abitazioni o a ridosso dei ponti, oltre che a Murano, Burano e Lido. Troppi pareri contrari, dai residenti alle associazioni di categoria che promettono battaglia contro il progetto. È evidente che i bagni chimici non possono essere posizionati in zone dove ci possono essere locali sensibili, negozi, bar, ristoranti, alberghi, dove non può che deturpare l'ambiente, soprattutto se è vicino anche a palazzi importanti o al Canal Grande. Tutto questo è assolutamente impossibile da realizzare e noi saremo contrari e ci batteremo fino in fondo. La preoccupazione è poi anche la gestione della pulizia dei bagni e delle aree circostanti, non ancora pienamente delineata. Un nuovo incontro sarà organizzato nelle prossime settimane.